Le ultime ore di vigilia prima del taglio del nastro di Friuli Doc edizione numero 30, 4 giorni che porteranno a Udine migliaia di turisti e degustatori da tutto il Friuli Venezia Giulia e regioni contermini. L'annunciata perturbazione con piogge e temporali intensi non ha marcato visita, riversando sul capoluogo friulano una notevole quantità d'acqua che ha solo rallentato ma non fermato la macchina organizzativa. Si lavora negli stand raddoppiando gli sforzi per essere operativi al momento in cui si darà il via alla kermesse. C'è entusiasmo e speranza. Quasi tutto pronto, siamo un po' in ritardo ma ce la faremo per 5:30, siamo pronti. La cucina apre subito, quindi cominciamo già a scaldare. Allora, qual è dice cos'è come Prince Platz di Passerza? Cervo, spezzatino di cervo, ragù, i gnocchi con il ragù di cervo e dopo chiaramente il frico con la polenta. Sai che io per fare un po' di condimento. È chiaro, un po' misto pardocchi insomma, no? Gli operai, Oscar, lo so. Benissimo, benissimo, per fortuna che so, se no non facevi niente. Bene. No, ottimo. La temperatura quella giusta, no? Per mangiare cervo e fricco, no? Adatta temperatura per bevi praticamente.